Amici di Ocompro Siciliano, buon pomeriggio a tutti e bentornati a Pomeriggio Special, il nostro appuntamento di tutti i giorni, quello che per mezz'ora al giorno vi tiene compagnia con ogni giorno un ospite diverso dall'altro. Salve da Cristina Ruffino, oggi è martedì, siamo alla seconda puntata della settimana, come ogni martedì ci occuperemo di nutrizione e benessere e io vorrei dare subito il benvenuto alle nostre due ospiti perché oggi ne avremo due protagoniste di Pomeriggio Special. Buon pomeriggio alla dottoressa Lidia Loprinzi e buon pomeriggio alla dottoressa Buon Noemi pomeriggio a voi. Bacirca, entrambe dietiste. Benvenute nel nostro mondo, bentornata dottoressa Loprinzi e Noemi, Grazie, benvenuta a te. grazie a voi. Allora, come state intanto? Bene, vi vedo bene. Bene, bene, bene. Ok. Allora, entrambe siete dietiste. Vogliamo parlare un po' inizialmente di quella che è la figura del dietista, cosa fa esattamente il dietista per evitare di fare confusione magari con le altre figure. Sì, il dietista si occupa di nutrizione, nutrizione clinica prevalentemente, quindi nutrizione e patologie legate all'alimentazione, ma non solo. Si occupa di prevenzione sul territorio, infatti io e la collega Noemi Vacirca ci occupiamo di prevenzione grazie a un progetto che è il progetto FED della Regione Sicilia, al SIAN dell'ASP 5 di Messina. E ci occupiamo di prevenzione attraverso l'educazione alimentare nelle scuole, attraverso la formazione dei docenti e poi anche delle famiglie, dei genitori, attraverso progetti di prevenzione nei consultori familiari, quindi l'alimentazione delle donne in gravidanza. Ci occupiamo anche di nutrizione attraverso un altro ambito che è quello dell'albo dei dietisti, di cui noi facciamo parte, siamo anche parte della CDA dell'albo di Messina e fra l'altro la dottoressa Vacirca ha anche proprio presentato ufficialmente la figura del dietista in ambito sanitario, perché è importante appunto definire la nostra figura in ambito sanitario, visto che sul mercato poi insomma c'è di tutto. Mi vuoi parlare Allora, tu? ho voluto puntualizzare questa cosa anche perché ogni tanto si fa un po' di confusione tra nutrizionista e dietista, no? Dottoressa Bacir, che è vero? Sì, diciamo come appunto come diceva Lidia, esiste una vera e propria macedonia di professioni in tema di nutrizione. Sì. E quindi il dietista è sicuramente l'operatore sanitario rispetto appunto alle altre figure, quindi lavora in assoluta autonomia, quindi è in grado di prescrivere ovviamente, attuare delle diete, sia per stati fisiologici che per stati patologici. Il dietista fa sicuramente una formazione inerente alla facoltà di medicina e chirurgia, quindi esiste proprio il corso di laurea specifico in dietistica. C'è anche la possibilità poi di specializzarsi, quindi appunto prendere una laurea sicuramente magistrale, scienze dell'alimentazione e nutrizione umana, e quindi collabora sia con gli stati fisiologici e patologici, sia col singolo che con la comunità. Come diceva la collega Loprinzi, noi lavoriamo proprio a servizio della comunità, collaboriamo appunto col SIAN, quindi ci occupiamo di elaborare anche le tabelle dietetiche per la ristorazione collettiva e quindi per le scuole, per le case di cura. Stiamo lavorando proprio affinché appunto la corretta alimentazione entri anche nelle strutture pubbliche, quindi appunto si possa seguire sia nelle prime fasi dell'infanzia ma anche in età adulta, e quindi particolarmente appunto negli ospedali piuttosto che nelle case di cura. Parliamo di nutrizione volta a mantenere uno stato di salute sicuramente, e nei bambini proprio educarli alla corretta alimentazione per far sì che abbiano una crescita regolare e appunto nel tempo possano stare bene. Ecco, esatto. Allora, intanto grazie per questa, per averci un attimo chiarito le idee e a questo punto entriamo nel vivo della puntata di oggi perché parliamo di alimentazione corretta, di quelli che sono i cibi che dovremmo mangiare in questo periodo di fermo, no? Anche perché comunque a causa della pandemia non ci siamo potuti più allenare magari come prima
la nostra vita è stata un po' più ferma, più statica, quindi per evitare di ingrassare, quali sono i cibi ideali da mangiare? Come ci dobbiamo nutrire? Beh, diciamo che in realtà non ci sono dei cibi da evitare o altri da prediligere, o perlomeno ce ne sono tanti da prediligere, però è importante comunicare intanto che non bisogna fare delle diete a eliminazione, cioè la corretta alimentazione parte dal fatto che comunque noi dobbiamo avere a supporto per svolgere tutte le attività giornaliere, fisiche, sportive, lavorative e così via, quindi per vivere in maniera sana e per guadagnare salute dobbiamo inserire tutti gli alimenti che fanno parte poi della classica e rinomata dieta mediterranea. Poi è chiaro che in questa scelta dobbiamo cercare di appunto saper scegliere, di fare delle scelte consapevoli relative agli alimenti che siano sicuramente sani. Quindi quando spesso sentiamo parlare di alimenti biologici che magari vengono molto pubblicizzati sul mercato, dobbiamo cercare di saper scegliere quali sono in realtà gli alimenti sani, quelli che ci fanno stare bene in salute. E partiamo dal presupposto che noi abbiamo uno strumento meraviglioso che utilizziamo sempre nel nostro lavoro, nella nostra pratica e che utilizziamo soprattutto in maniera preventiva, che è la piramide alimentare, no? Della dieta mediterranea. Cosa ci sta in questa piramide alimentare? Ci stanno gli alimenti, soprattutto alla base, gli alimenti del territorio, quelli legati al mondo vegetale, al mondo delle produzioni locali soprattutto, quindi alimenti locali freschi e sani, frutta e verdura, frutta secca, legumi, cereali integrali, non quelli che insomma troviamo spesso al supermercato dove c'è scritto nell'etichetta farina integrale, così, ma per integrale noi intendiamo gli alimenti che nascono così come sono, quindi le farine integrali costituite e formate prodotte dai grani antichi siciliani, per esempio, quelle sono delle farine integrali perché nascono così come sono, quindi senza ulteriori lavorazioni, senza ulteriori modifiche che poi il nostro organismo non riconosce come sani, come salutari. Poi diciamo che questo è stato un periodo un po' particolare, e lo è ancora, in cui, come hai detto tu Cristina, abbiamo un po' cambiato le nostre abitudini. Non siamo più riusciti a fare l'attività fisica che volevamo, siamo diventati molto più sedentari. Dall'altro lato c'è stato invece un risvolto della medaglia in maniera positiva, perché diciamo che il momento del pasto in famiglia, che è venuto un po' a mancare nel tempo, perché le abitudini sono diverse, no? Lavoriamo tutti, lavoriamo le donne, noi mamme, quindi magari si corre, la vita è molto più frenetica. Il momento del pasto, o ancor meglio il momento in cui con i bambini, con i figli si preparano dei pasti insieme, è venuto un po' a mancare. In questo periodo diciamo che il risvolto della medaglia positiva è stato questo, che abbiamo un po' ripreso le nostre abitudini vecchie, abbiamo rimodulato le tradizioni, ripreso le vecchie ricette della tradizione, ci abbiamo anche lavorato con la didattica a distanza, con i nostri colleghi e con Noemi in particolare, e quindi diciamo che questa è stata la nota positiva. Poi in questo periodo ci siamo anche un po' reinventate in questo senso, perché abbiamo pensato di creare una guida alimentare a supporto di questo periodo, non solo a supporto Covid, perché insomma è un periodo duro, anche mentalmente e psicologicamente ci cambia, e anche le nostre abitudini alimentari ne hanno risentito parecchio. Ma l'idea della guida alimentare era un'idea che avevate già da tempo, ed è un'idea che è nata proprio a causa della pandemia? È nata a causa Allora, noi devi considerare questo, che noi creiamo sempre delle guide a supporto della persona, delle varie fasce d'età, perché comunque facciamo il nostro lavoro con molta passione.
In questo periodo, da marzo, ecco, fra marzo e aprile, vista la situazione, abbiamo pensato con la dottoressa La Circa di creare questa guida a supporto di questo periodo e a supporto delle varie fasi di questa forma virale di Covid-19. Ma ce l'avete la guida, così la vediamo? O almeno conoscere il nome di questa guida, si può visionare, no? Sì, io non sono molto tecnologica, forse Noemi. Sì, ce l'abbiamo, sì. Allora, dobbiamo collegarci, credo, a qualche sito, no? Per vederla. Ancora non l'abbiamo, no, ancora non abbiamo avuto il piacere di pubblicarla su un sito. Ok. Ce l'abbiamo io e Lidia, ci abbiamo lavorato tanto, abbiamo Brave. fatto sì, abbiamo aggiunto anche poi delle ricette della tradizione siciliana, proprio perché appunto io e lei abbiamo lavorato in smart working e quindi abbiamo avuto tanto tempo per pensare e per appunto buttare giù questa guida che si focalizzasse appunto sul supporto nutrizionale, sul ruolo che la nutrizione può avere anche nelle fasi post-Covid. Abbiamo fatto appunto abbiamo redatto questa guida nella prima fase e quindi ci abbiamo lavorato per la fase 2. Ora siamo ripiombati nuovamente forse nella fase 1, quindi diciamo che è molto attuale. Sì. Possiamo tranquillamente continuare a metterla in pratica. Appena la pubblicheremo vi manderemo sicuramente riferimenti per poterla visionare. Anche perché comunque devo dire che questi consigli vanno bene, anche a parte la pandemia, vanno bene in tutti i periodi dell'anno, no? Estate, inverno, in tutte le stagioni, quindi Covid a parte. Quindi pubblicatela, così noi abbiamo anche la possibilità di vederla, di leggerla, anche di comprarla, perché no? Quindi pensateci, dottoresse belle, mi raccomando. Allora, prima Maria Lidia parlava della dieta a eliminazione, ha detto assolutamente no, quindi molti ovviamente fan da sé, no? Quindi dieta fa da te no, fidatevi sempre dei dietisti qualificati. Noemi Vacirca, cosa ne pensi? Dieta a eliminazione? No, assolutamente. Qualcuno elimina la pasta dalla propria alimentazione, così. Come diceva la collega Lidia, tutti gli alimenti apportano dei nutrienti importantissimi per il nostro organismo. Abbiamo bisogno di tutto, abbiamo bisogno di energia e quindi di carboidrati. Quindi, come dicevi tu, non bisogna assolutamente eliminare la pasta, neanche il pane. I carboidrati devono essere sempre presenti, ci danno energia in qualsiasi fascia d'età. Quindi sia per i bambini che gli permettono di studiare e di stare attenti a scuola, ma a noi di lavorare, di svolgere tutte le funzioni fondamentali. Dobbiamo assumere anche le proteine perché sono importantissime per per i nostri muscoli, sia se svolgiamo attività fisica sia non, perché comunque ci muoviamo, anche salire le scale piuttosto che prendere l'ascensore già può essere una buona pratica che ci permette appunto di muoverci, quindi dobbiamo mangiare la carne, il pesce, dobbiamo variare tutte le proteine delle uova, dei formaggi. Dobbiamo prendere anche i grassi sono importanti. Sicuramente è bene prediligere grassi vegetali, quindi l'olio extravergine d'oliva su tutte rispetto ai grassi animali. Dobbiamo mangiare sicuramente più pesce, limitare magari la carne rossa, ma tutti gli alimenti devono essere assunti. E poi ovviamente verdura e frutta in assoluta base. Come pesce, quale pesce dobbiamo prediligere? Dobbiamo prediligere, vai Lidia. Sicuramente il pesce azzurro. Poi, fra l'altro, volevo aggiungere una cosa a quello che abbiamo detto finora e che noi abbiamo sottolineato più volte in questa guida, in questo periodo, è che è importante l'assunzione di alimenti che contengono vitamina D. Perché diversi studi hanno dimostrato che la vitamina D ha un supporto, dà un supporto notevole sia in una fase preventiva, quindi diciamo che la giusta percentuale nel nostro sangue, nel nostro organismo di vitamina D ci permette di combattere le forme virali in generale, quindi parliamo di influenze chiaramente anche stagionali, ci permette di aumentare le nostre difese immunitarie e il pesce azzurro per esempio ne è ricco, così come le uova. Ecco perché
nessun alimento può essere eliminato dalla nostra dieta, dalla nostra quotidianità, perché ogni alimento ha una caratteristica, contiene dei nutrienti, che siano macronutrienti o che siano micronutrienti, comunque utili e indispensabili per per svolgere le funzioni del nostro organismo. Perfetto, a proposito di cibi, Maria Lidia, ti interrompo un attimo, torniamo tra poco perché abbiamo anche un video da vedere, se siete d'accordo. Andiamo col video. Bellissimo video, una di alimenti sani che sicuramente ci aiutano a rinforzare il nostro organismo, il nostro sistema immunitario. Appunto, allora, per quanto riguarda vitamina D abbiamo detto pesce azzurro, e poi dove troviamo questa vitamina D famosa? Nelle uova. Ok. E anche altre tipologie di pesce, come ad esempio il salmone, lo sgombro. Diciamo che soprattutto l'assunzione di pesce, di alimenti che contengono non solo vitamina D, ma anche la vitamina E, la vitamina C, sono utili a rafforzare il nostro sistema immunitario, e credo che mai come in quest'anno abbiamo diciamo, avuto bisogno di un supporto non indifferente. Poi diciamo che il supporto viene dato anche da alimenti, oltre che dalla frutta, da alcune tipologie di verdure, come quelli che abbiamo soprattutto in questo periodo, tutta la famiglia dei cavoli, il cavolfiore, i broccoletti, il cavolo verde, il cavolo capuzzo, anche questi danno un supporto non indifferente. E poi la frutta secca, l'olio extravergine di oliva, sono i cosiddetti alimenti anti-AIDS, ma quelli che danno un supporto notevole al nostro sistema immunitario. Quindi ci sono degli alimenti che noi dobbiamo prediligere, quelli che contengono grassi buoni, se insomma vogliamo fare una scelta più facile da comunicare, che ci danno delle sostanze antiossidanti, vengono chiamate così, utili per rafforzare il nostro sistema immunitario e per rafforzare anche diverse parti del nostro organismo, quindi per esempio la vista, i capelli, la pelle, tutti gli alimenti che contengono quindi vitamina E, vitamina D, vitamina C, le vitamine che ci danno un supporto, e anche il ferro, perché anche quello è importante in questo periodo. Quindi i livelli di ferro devono essere anche e spesso noi siamo carenti comunque, sia come tipologia di popolazione, quindi dal punto di vista genetico, che probabilmente anche per la nostra alimentazione, quanto non è più, diciamo, equilibrata come lo era una volta. Diciamo che spesso non riusciamo a scegliere degli alimenti che siano sani e che non vengano trasformati, che non subiscano delle lavorazioni tali per cui le aggiunte di sostanze non naturali, quindi di sostanze chimiche, non ci permettono di far funzionare bene il nostro sistema immunitario, e quindi il nostro corpo, tra virgolette, in qualche modo si ribella e poi dà dei campanelli di allarme, delle situazioni importanti, delle condizioni importanti da cui spesso non si può tornare indietro. Quindi
in questo periodo dobbiamo aiutarci con l'alimentazione che, io dico sempre, corrisponde a più del 50% di una condizione che noi insomma possiamo utilizzare. Dottoressa Vacirca, prima lei parlava di limitare l'uso, no, il consumo di carni rosse. Ho visto tra l'altro in questo video che avevamo fegato come tipo, come tipo di Sempre per la carne. vitamina D. Il fegato fa bene, fa più bene rispetto a tutte gli altri tipi di carne, ecco. Sì, rientra nelle frattaglie come categoria e Sì. come diceva la collega Lovinzi, nei casi di bassi livelli di ferro può essere sicuramente un'indicazione. Quello che è importante, è quello che abbiamo detto anche prima, tutti gli alimenti devono essere variati, quindi non dobbiamo assolutamente avere una dieta monotona, che sia fatta sempre degli stessi alimenti, ma appunto la dieta mediterranea vuole la varietà e l'equilibrio, così come la piramide alimentare. Quindi se noi rispettiamo quella che è la frequenza di consumo degli alimenti e quindi variamo appunto almeno 3-4 volte a settimana i legumi, e tra l'altro se i legumi li combiniamo insieme alla pasta e quindi insieme ai carboidrati o al pane, si completano, quindi diventano quello che noi chiamiamo piatto unico e quindi possono essere quasi al pari delle proteine animali, quindi rappresentano una valida alternativa. Se poi variamo appunto con le carni, preferendo particolarmente le carni bianche e limitando le carni rosse, mangiamo almeno 3-4 volte a settimana il pesce, soprattutto il pesce azzurro, mangiamo anche le uova 1-2 volte a settimana, se non esistono controindicazioni di colesterolo alto, le uova possono essere tranquillamente e devono essere consumate perché hanno sia proteine che grassi, quindi anche in quel caso parliamo di un alimento abbastanza completo. Se variamo appunto tutte le proteine animali e riduciamo particolarmente quelli, come diceva la collega, che sono i prodotti trasformati, quindi ad esempio i salumi, appunto sono delle carni trasformate dove c'è aggiunta di sale naturalmente, perché sappiamo benissimo come il sale naturalmente permetta di conservare gli alimenti, permetta che appunto si alterino, però spesso sono aggiunte molte sostanze, come diceva appunto la collega, dei conservanti chimici, ad esempio i nitrati e i nitriti, che sono appunto quelle sostanze che danno la colorazione rossa alle carni, quindi sono sicuramente delle sostanze chimiche che vengono volontariamente aggiunte. Quindi se noi cerchiamo di limitare l'assunzione di questi alimenti e mangiamo alimenti più freschi, più naturali, ne avremo sicuramente beneficio. Altro che. Per quanto riguarda i formaggi, invece, è da prediligere i formaggi grassi, quali tipi di formaggi? Beh, Lidia, vuoi andare tu? È indifferente. Consumiamo, diciamo, l'indicazione è quella di preferire formaggi freschi rispetto a quelli stagionati, perché più stagionato è il formaggio, più troviamo appunto il sale e meno troviamo la percentuale di acqua. Questo non vuol dire che dobbiamo assolutamente vietare i formaggi stagionati, perché voglio dire, una fetta del parmigiano reggiano può essere sicuramente un'ottima alternativa, soprattutto soprattutto per i bambini, però cerchiamo di limitarla, preferiamo i formaggi più freschi, preferiamo la mozzarella, preferiamo i formaggi come ad esempio una caciottina fresca, i formaggi più freschi, ecco. Ok, che comunque sono ricchi di grassi buoni, credo, no? Comunque, è vero? I grassi, no, i grassi del formaggio non sono buoni perché Ah, ok. vengono dal latte, sono dei grassi saturi, tra virgolette cattivi, però appunto come Ah. dicevamo, se sono inquadrati nell'ottica di 1-2 volte a settimana e non sussistono problemi di patologie come ad esempio appunto il colesterolo alto o sovrappeso e obesità, possono essere con moderazione consumati. Ok, io faccio parte di quella categoria di gente che non riesce a combinare gli alimenti, no? Non li riesce ad assemblare, diciamo. Allora, per esempio, una giornata tipo, una colazione tipo, un pranzo tipo, merenda e cena, chi me la fa per cortesia? Tanto per... Ok. Allora, sai che l'errore è più comune è questo, cioè quello che spesso non riusciamo a stare bene in salute o comunque avere qualche chiletto di troppo proprio per la combinazione degli alimenti e non per la quantità. Ecco, allora intanto scegliamo gli alimenti di qualità.
Poi partiamo da una buona colazione, spesso la colazione non si fa, si salta, anche questo è un errore, non si fa, Cristina, si salta la colazione, anche questo è un errore molto comune. La colazione, ci possono essere diverse tipologie di colazione. Chi predilige la colazione classica, quindi latte e cereali, può farla tranquillamente, latte e biscotti ci può stare. Anche lì biscotti magari se riusciamo a farli in casa utilizzando alimenti e prodotti integrali, la farina integrale, lo zucchero integrale, eccetera eccetera, sempre, o il miele ancora meglio, sempre meglio che prodotti confezionati. Un'altra tipologia di colazione che potremmo fare in questo periodo potrebbe essere una bella spremuta d'arancia e una fetta di pane casareccio con l'olio piuttosto che con il miele o con la marmellata. Ecco, potrebbe essere anche questa. Potremmo aggiungere della frutta sia fresca che secca. Quindi potremmo fare per esempio uno yogurt e la frutta secca dentro e dei semi di zucca, che anche questi sono stagionali. E potrebbe essere una colazione sana ed equilibrata anche questa. Importantissimo fare gli spuntini di metà mattina e di metà pomeriggio, frutta secca, qualche quadratino di cioccolato fondente almeno al 75%, frutta fresca chiaramente di stagione. Pranzo e cena, possiamo decidere di fare un pranzo, un pasto a base di carboidrati, quindi una pasta con il pesce, quindi anche piccole quantità di proteine, piuttosto che la pasta con i legumi di cui parlava prima Noemi, che sarebbe il top perché poi insomma fa parte della nostra tradizione, però è il pasto equilibrato per eccellenza, è la combinazione ideale. O anche un primo piatto con le verdure, con i broccoletti, col cavolfiore, che è un piatto stagionale. E poi un piatto, la frutta per chi la vuole può anche consumarla dopo i pasti, anche se c'è insomma il luogo comune che non va consumata dopo i pasti, però diciamo che tendenzialmente chiaramente fermenta per la quantità di zuccheri, di fibre eccetera eccetera dopo i pasti, rallenta la digestione, ma è una cosa molto soggettiva, quindi può succedere come no. Poi bisogna vedere anche la quantità di frutta che decidiamo di consumare dopo il pasto. Se mangiamo 2 arance e una mela è chiaro che se mangiamo un piccolo frutto non succede assolutamente niente. E poi la merenda, che è importante, quindi vale la stessa cosa come abbiamo già detto per lo spuntino di metà mattina, e la cena che può essere invece a base di proteine, ma possiamo anche invertire il pranzo con la cena, non succede assolutamente niente, quindi può essere il pesce con delle verdure, con un'insalata e un pezzetto di pane. Tutto qui, dico, e questa è la classica dieta mediterranea, tanto rinomata, di cui parliamo sempre, però mi dicono sempre: ma come mai in questa realtà abbiamo le percentuali così alte di sovrappeso, di obesità? E perché noi, questa almeno è la spiegazione che mi sono data io e che do anche ai miei pazienti, ma non solo, cioè insieme a queste abitudini noi ne inseriamo tante altre, magari il consumo spesso di salumi, di merendine per i bambini, di succhi di frutta, di alimenti che non sono più sani come quelli di una volta, spesso facciamo dei pasti veloci magari a base di rustici, e quindi diciamo che l'integrazione, chiamiamola così, di tutti questi altri alimenti chiaramente comporta poi, oltre allo scarso movimento, comporta poi un aumento di peso. Stabilmente un aumento di peso, ma anche di condizioni importanti, perché noi abbiamo visto, lavoriamo spesso con i bambini nelle scuole, abbiamo visto anche delle percentuali di bambini in sovrappeso che poi comporta anche ipertensione, anche diabete, insomma, piuttosto che a 60 anni, a 50, quindi anche delle condizioni che si potrebbero tranquillamente prevenire. Diciamo che prevenire è molto meglio che curare. Allora, noi siamo al termine di questo nostro appuntamento, abbiamo proprio giusto un paio di messaggi, 2, 3, Paolo, me li giri, Luca Leonardi, hashtag io compro siciliano, un saluto da parte sua, un saluto da parte di Matteo Magro, buonasera anche a te Matteo, grazie ai complimenti, e poi Ignazio Greco Ferlisi, complimenti, grazie mille, ecco, giusto per salutarvi, ma salutiamo tutti coloro i quali oggi sono collegati con noi. Allora, io volevo ringraziare le 2 dottoresse splendide, mi auguro di averle ancora molto presto.
Grazie a Maria Lidia Luprenzi, grazie a Noemi Vacirca, grazie mille per i vostri consigli preziosissimi. Vi auguro buon lavoro insieme e spero questa guida, io la voglio stampata, la voglio anche comprare, mi raccomando. Ok. Grazie mille. Una buona serata e grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. Allora, noi siamo arrivati al termine di quest'altra puntata di Pomeriggio Special. Grazie agli amici di Io Compro Siciliano. Visitate il nostro marketplace. Ci ritroviamo domani con l'appuntamento dedicato allo sport. Da Cristina Ruffini è tutto. Grazie Paolo Gatto in regia e Marzia in redazione. Un bacio. Buona serata anche a voi. Ciao, sigla.